Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, come state? Come sapete oggi è venerdì 9 settembre e noi non ci piace fare preferenze qui nell'oroscopo del giorno, ma il venerdì è proprio il nostro giorno preferito. Siamo carichi, ci fa pensare già al fine settimana, insomma è quella giornata in cui devi concludere tutto, ma poi hai più voglia di andare a vivere le novità. E allora partiamo subito con il nostro oroscopo, le nostre stelle, andiamo un po' a capire come andrà questa giornata. Intanto un buongiorno anche da me e Maria, ma partiamo subito. E partiamo naturalmente dai nostri Ariete, che sono sempre i primi in lista, si sono sempre lì in cima. Forse oggi non riuscirete a raggiungere grandi traguardi voi, accontentatevi quindi delle piccole cose, questo è il consiglio del giorno. Evitate anche di azzardare imprese mirabolanti invece, oggi non è giornata, dato poi che già venerdì vi portate dietro un po' di stanchezza accumulata. Il weekend è in arrivo e voi siete pronti a viverlo. Toro, a voi la luna in pesci regalerà un aiuto prezioso nell'esprimere le vostre idee, quante ne avete, ma soprattutto le emozioni e i sentimenti che provate per qualcuno, avete già capito chi. Nella coppia, per chi la dolce metà l'ha già incontrata, potete ristabilire l'armonia e rinsaldare un legame che fino ad ora non sembrava così tanto stabile. Gemelli, e siamo da voi, la doppiezza di qualcuno che gioca in maniera poco limpida, una cosa che a voi proprio non piace, vi tiene in più anche sulle spine, ma alla fine scoprirete che si tratta solo di una supposizione vostra. Prima di firmare un documento importante, ricordate, meglio rileggerlo 2 volte, senza tralasciare nemmeno una parola, perché potrebbe essere un brutto sgambetto. Cancro, se siete tra i fortunati che possono godersi tardive ferie settembrine, vi invidiamo un po'. Il trigono lunare vi darà una mano con i preparativi e l'organizzazione, una cosa che non fa mai male. Date prova di grande coordinazione, delegando i giusti compiti a chi li può portare sicuramente a termine, pure in tempo. Leone, siamo da voi, un piccolo guadagno extra potrebbe farvi gola, come si dice, dipende però dalla mole di impegno, naturalmente di lavoro, che vi richiederebbe da sbrigare poi in poco tempo, quindi non si sa mai come si va a chiudere il cerchio. Non lasciatevi fuorviare comunque da chi la pensa diversamente da voi, bisogna considerare tutte le opzioni, le valutazioni e naturalmente senza agitazione, mi raccomando. Vergine, voi siete baciati, o meglio, siete oggi sotto l'opposizione lunare a Venere. Dovrete quindi probabilmente far fronte a numerose incomprensioni nell'ambito domestico familiare. Anche per voi oggi la giornata non è al top. Non date poi sempre la colpa agli altri, non è giusto così. Imparate ad assumervi le vostre responsabilità senza minimizzare. Naturalmente si prendono i pregi, i traguardi di una situazione, ma anche dall'altra parte quello che va a comportare. Bilancia, eccoci, siamo arrivati a voi. In questo periodo avete dalla vostra Mercurio. La cosa più importante sarà mantenere un adeguato ordine mentale e andrete così alla grande, spediti come treni. La scrivania dell'ufficio, invece, così come il vostro monitor, il vostro desktop, ha bisogno di una risistematina. Perché non abbellirla magari con una bella foto o magari una fotografia che vi ricorda qualcosa di bello, ancora meglio. Scorpione, cos'è tutta questa agitazione? Oggi la bianca signora, la nostra luna in trigono al vostro cielo, vi rende inaspettatamente loquaci. Parlerete come non mai, approfittatene magari se dovete fare una chiacchierata davanti a un pubblico numeroso. Oggi è la giornata giusta, la vostra. Concedetevi invece una piccola pausa dallo stress lavorativo, un po' di sano divertimento ogni tanto ci vuole. Che dite, siete d'accordo? Sagittario, e con voi iniziamo con una dura vera realtà. Non è facile essere gentili con chi non sopportate, ma questo non è facile per nessuno. D'altronde però è anche difficile non seguire certe sensazioni che provate a fior di pelle. Anche questo è difficile da eliminare. Con la confusione in più oggi messa in atto dalla luna in pesci, il bianco potrebbe diventare nero e viceversa, quindi dovrete stare sull'attenti, sempre pronti ad agire. Capricorno, wow, siamo già a voi, questo oroscopo oggi sta veramente volando. Dovrete sfruttare ogni occasione in questo venerdì, anche quelle che all'inizio potrebbero non sembrare un granché. Fidatevi, ve ne parliamo a vostro vantaggio personale. Che savoir-faire poi dimostrate. La luna in armonia vi fa diventare dei grandi romanticoni, come non siete di solito. Avete già pronta un'emozionante sorpresa, ma vogliamo saperne di più. Acquario, l'astro della notte, la nostra luna, come dicevamo, ha già abbandonato il vostro segno, ma rimane il retaggio del suo riflesso luminoso che si fa ancora sentire. Navigate quindi in acque tranquille anche oggi. Avete tutte le carte in regola per far valere le vostre idee, quindi non chiudetele in un cassetto, anzi agite per renderle realtà.
E chiudiamo con i nostri pesci, come sempre. D'altronde la sensibilità della luna arriva in casa vostra, il bisogno di affetto della sua opposizione a Venere si uniscono in un mix molto particolare, interessante e soprattutto da vivere per voi. Non potete sperare invece di essere sempre compresi da tutti, questo è naturale, ma almeno dal partner lo si dovrebbe pretendere, giusto? E si chiude qui quindi con questo quesito finale che ci lascia un po' in sospeso il nostro oroscopo del giorno, ma è tempo di andare a vivere le novità della giornata. E quindi anche da me Maria, ma da tutte le stelle, un buon venerdì, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0